società agricola Breitenberger nasce nel 2008 dai due fratelli Manuel e Philip. Sita in Giavara del Montello in provincia di Treviso, produce kiwi da agricoltura biologica. La propria SAU è di 12 ettari e dal 2008 abbiamo voluto un po' prendere in mano e dare una veste diversa da quello che era da prima, gestita dalla famiglia, per cui da nostro papà. Oltre a produrre il kiwi, abbiamo voluto creare la pack house, ovvero controllare tutta la filiera dalla produzione fino alla commercializzazione. Mio fratello Manuel si occupa della produzione e io dal 2008 mi occupo dello sviluppo aziendale, per cui dalla commercializzazione alla parte tecnica fino alla evoluzione dei nuovi prodotti, dai trasformati fino alla frutta. Il passaggio generazionale è stato voluto, nel senso che nel 2010 abbiamo sentito un'urgenza di un cambiamento forte, abbiamo voluto un po' stravolgere la realtà aziendale. Il coraggio è la forza di fare qualcosa di diverso che magari altri non hanno la possibilità e la volontà di fare, per cui il coraggio è sinonimo di vita, è sinonimo di vivere, è sinonimo di mettersi in gioco, per cui avere il coraggio di cambiare le cose è la più bella cosa che la vita ci può donare. Ai giovani consiglio di seguire il proprio istinto, che se hanno un'idea, se hanno una volontà di mettersi in gioco, di non aspettare di farlo. Sicuramente non è facile, perché non dico che significa andare in guerra ogni giorno, ma sicuramente vuol dire vedere e vivere la vita in maniera diversa, vuol dire mettersi in gioco ogni giorno e sicuramente fa parte di una scuola di vita sicuramente incredibile. Però volere è potere, per cui se si ha un'idea sicuramente la si può ottenere. L'Italia è in un momento di, a mio avviso, forte cambiamento. C'era una volta un'Italia che si imponeva nel mondo, che era l'eccellenza a livello mondiale di tanti prodotti, a partire da quelli dell'agroalimentare, fino ad arrivare ovviamente al mondo che ci riconosce per le qualità artistiche, culturali e le forti tradizioni che abbiamo avuto in passato. Però tutto questo poi ci riconduce oggi con un'Italia 2.0 che riparte di nuovo dall'alimentare, per cui in questi ultimi 20 anni dove c'è stato un declino a livello di industriale, immobiliare, e chi più ne ha più ne metta, però penso che l'Italia potrà solo ripartire grazie a questa ricca tradizione agroalimentare e culturale, artistica che c'è nel nostro paese, per cui può ripartire solo dai giovani, però ovviamente deve essere pronta al cambiamento, perché il mondo non ci aspetta, il mondo corre e noi dobbiamo essere capaci a cavalcare quest'onda che oggi c'è. E la cosa più bella è non arrendersi mai, per cui la migliore risposta è saper sopravvivere, ma saper anche aggredire ogni giorno il mercato e le varie difficoltà che incontriamo, per cui il lavoro principale dell'imprenditore è non mollare mai, per cui essere sempre focus on e keep pushing.